I dazi rischiano di essere il terzo cigno nero dopo ovviamente il Covid, la guerra e adesso questa novità dei dazi. Siamo molto preoccupati, i dazi non portano mai bene, lo dimostra la storia dei dazi, soprattutto in un mercato globale come questo. L'export veneto verso gli Stati Uniti vale quasi 8 miliardi. I dazi rischiano di colpire diversi settori della nostra economia, dall'occhialeria al mobile. Ricorda Zaia che auspica poi una risposta dell'Europa che possa affrontare il problema non in ordine sparso, ma in modo serio e compatto. Non possiamo considerare gli Stati Uniti dei nemici, dobbiamo dialogare con gli Stati Uniti e si investe piuttosto in una formazione di un vero e proprio asse tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ma i dazi non ce li possiamo permettere. Alle considerazioni del presidente Zaia replica il segretario Dem Martella. I dazi di Trump, dice, rischiano di avere conseguenze devastanti per l'economia e le imprese venete. Oggi se ne accorge anche Zaia, dopo che lui e tutta la sua maggioranza hanno fatto il tifo per Trump. Noi da tempo diciamo che è necessario un intervento per difendere le nostre imprese, per difendere il nostro export. Questo intervento deve avvenire in sede europea con forza e decisione per impedire questa folle guerra commerciale.